Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Convalidato l'arresto di John Obama, il parcheggiatore abusivo accusato dell'omicidio del pasticcere di Ognina. 2 testimoni e le telecamere di videosorveglianza inchiodano il 37enne dello Zimbabwe. A Sicilia 24 parla il cognato della vittima, il prefetto Signoriello annuncia un comitato per l'ordine pubblico. Nuovo trasferimento per Nico Pandetta, il trapper catanese rinchiuso a Cagliari in regime di alta sorveglianza. Il provvedimento arriva dopo il caso della videochiamata con Baby Gang sul palco del concerto del 1° maggio a Catania. Il femminicidio di Sara Campanella. Il giudice del Tribunale di Messina nega la perizia psichiatrica a Stefano Argentino, in carcere con l'accusa di aver ucciso la giovane lo scorso 31 marzo. Etna, eruzione conclusa, ma lo show del vulcano ha fatto il giro del web. A provocare la maestosa nube di cenere il crollo parziale della parete del cratere sud-est. Riconferma tra le polemiche per Anthony Barbagallo a segretario regionale del PD, le correnti Bonaccini e Orfini dure nei suoi confronti. La replica del neoeletto: uniti siamo tutti più forti. Calcio, sarà Pippo Inzaghi il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico che ha chiuso la sua avventura a Pisa dopo la promozione in Serie A avrebbe già dato l'ok al trasferimento in città. Ben trovati. L'omicidio di Santoré a Catania ha convalidato l'arresto di John Obama, incastrato da 2 testimoni e dalle telecamere di videosorveglianza. A Sicilia 24 parla il cognato nonché proprietario della pasticceria 40, Tonino De Mana. I poliziotti, sono venuti a casa a portare, per le cose della magistratura, e trovavano i confetti che dovevano venire i parenti a visitare la bambina, invece oggi vengono per fare le condoglianze. Dolore e rabbia nelle parole di Salvatore Fabio 40, cognato di Santoré, proprietario dell'omonima pasticceria, che dopo 2 giorni di lutto ha riaperto i battenti. Non ci sarà più Santoré, 30 anni, padre da 2 mesi, ucciso da John Obama, originario dello Zimbabwe, parcheggiatore abusivo con precedenti penali e senza permesso di soggiorno. Il GIP ha convalidato il provvedimento disponendo la custodia cautelare in carcere. Ben 3 legali hanno rinunciato al mandato. Ad incastrarlo 2 testimoni oculari e le immagini delle telecamere che hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'omicidio. Santoré, terminata la giornata lavorativa, si è avviato verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo di Ognina. È a quel punto che John Obama gli si è parato davanti. Dopo qualche secondo il 37enne ha sferrato alcuni fendenti in direzione del giovane, che ha provato invano a difendersi indietreggiando. La vittima, nonostante le gravissime ferite, è fuggita in direzione del bar 40 dove lavorava per chiedere aiuto, poi è stramazzata al suolo. Una ricostruzione che viene confermata dal cognato. Ma lui è smontato, si è fatto fare le 2 granite, le 2 brioche. Il mio collega anzi le ha detto: te ne do 3, guarda, così te ne mangi una in più, per scherzare nelle cose. Stava rientrando a casa da sua figlia da 2 mesi. Poi lo sfogo legato ai precedenti penali dell'assassino. Dice che aveva un foglio di espulsione in tasca, ma il foglio di espulsione per me non serve a niente, in tasca. Bisogna, cosa succede? Metterlo in camera di sicurezza, se ne raccolgono tutti questi pericolosi e si mandano al paese. Restano le lacrime, i fiori e lo strazio della famiglia, rappresentata dall'avvocato Coco. Un sentito appello all'intera cittadinanza e soprattutto indirizzato alle istituzioni affinché questo dramma familiare di immensa portata possa condurre ad delle soluzioni concrete di aiuto per questa giovane mamma e per questa piccola figlia in tempi celerissimi. E questa triste vicenda, questa terribile vicenda a Catania ha condizionato certamente anche in quella che è stata la celebrazione del 2 giugno. Ieri ovviamente si è celebrata la Repubblica e il tema della sicurezza è stato al centro della giornata, con il neo prefetto di Catania Signoriello che ha annunciato proprio per domani una riunione con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E adesso ci occupiamo di Nico Pandetta, video chat al concerto del 1° maggio. Adesso il trapper Nico Pandetta viene trasferito in Sardegna nel carcere di Uta per l'applicazione dell'articolo 14 bis. Il legale ha fatto ricorso, intanto sui social trova spazio la nuova canzone pubblicata dal cantante in duo con Baby Gang. Orazio Longo.
Aveva fatto scalpore la videochiamata dal palco del concerto One Day del 1° maggio alla Playa di Catania, quella chiamata che non si poteva fare, che non era legale perché Pandetta si trovava detenuto in carcere. Una telefonata che è stata ripresa sui social e che ha anche provocato l'apertura di un fascicolo a carico del rapper pugliese Baby Gang, l'autore della videochiamata a cui sono stati sequestrati i telefonini, e del trapper catanese Nico Pandetta, nei confronti del quale gli inquirenti hanno poi organizzato una perquisizione in carcere dove hanno trovato un cellulare in cella. Ora Pandetta, nipote del boss Turi Cappello, tra gli indagati nell'inchiesta della DDA di Palermo su un traffico di cellulari e droga, non è più detenuto in Calabria ma è stato trasferito nel penitenziario cagliaritano di Uta, sottoposto al regime di alta sorveglianza per 6 mesi. Il suo legale ha chiesto con un'istanza al tribunale di sorveglianza la revoca dell'articolo 14 bis, mentre lo stesso rapper, secondo quanto riportato dal quotidiano L'Unione Sarda, avrebbe scritto una lettera al garante per le persone recluse per denunciare le condizioni dei detenuti a Uta che a suo dire renderebbero più difficile la vita alla popolazione carceraria. Sarà il giudice di sorveglianza a decidere. Intanto sui canali social circola il nuovo brano del cantante dal titolo Minorile, che in duetto con Baby Gang racconta la vita in un carcere minorile sullo sfondo di una clip in stile anime cartoon che disegna un concerto con il viso di Pandetta sullo schermo di un cellulare tenuto da Baby Gang sul palco di un concerto, scena già vista nella realtà il 1° maggio scorso. Forse che dietro c'era uno studiato marketing pubblicitario. Il femminicidio di Sara Campanella, il giudice dice no alla richiesta di perizia psichiatrica del suo assassino Stefano Argentino. Francesco Triolo. Niente perizia psichiatrica su Stefano Argentino, il giovane detenuto con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella nel pomeriggio del 31 marzo a Messina. Il giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino ha respinto la richiesta presentata nei giorni scorsi all'avvocato Giuseppe Cultrera, difensore di Argentino, che aveva sollecitato l'avvio di un incidente probatorio proprio sulla valutazione dello stato psichico del giovane. L'avvocato di Argentino aveva motivato l'istanza sottolineando che il padre della ragazza in cura per un disturbo psichiatrico dal 2016 aveva allegato una dettagliata relazione firmata dalla madre del giovane, nella quale si descriveva la situazione familiare. Nonostante queste argomentazioni, il giudice ha deciso di non autorizzare l'incidente probatorio. La decisione, tuttavia, non esclude che una perizia psichiatrica possa essere disposta nel corso di un eventuale processo. L'avvocato Cultrera starebbe valutando anche l'ipotesi di presentare ricorso in Cassazione. A Palermo ha aggredito la compagna, ha dato fuoco all'abitazione in centro città, è avvenuto la notte scorsa nella zona di via Macheda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. All'ultimo piano della palazzina la donna è stata soccorsa dal personale del 118, indagini della polizia. È stato Etna Show ieri, tra spettacolo, video virali e paura. Il crollo parziale della parete del cratere di Sud-Est ha provocato una maestosa nube nera di cenere e fumo che sembrava volesse ingoiare i turisti. Le immagini delle persone in fuga hanno fatto il giro del mondo, ma tutto è rientrato dopo poche ore. Eva Spampinato. La nube alta e nera sembra voler inghiottire i turisti che scappano, si danno alla fuga, gridano. Qualcuno suona il clacson con insistenza per invitare quell'uomo ad andare via. La vita vale più di una foto, anche se quello scatto sarebbe stato di sicuro da prima pagina. E in effetti le pagine dei siti di informazione internazionale hanno condiviso, anche con grande preoccupazione, quanto accaduto questa mattina sulla sommità del vulcano. Questo è un video del quotidiano spagnolo El Mundo. Ma l'Etna Show è durato poco. Già nelle prime ore del pomeriggio il tremore vulcanico era rientrato, come si vede da questo video girato sul fianco della schiena dell'asino e come confermano i vulcanologi dell'INGV. Anche il livello di allerta dell'avviso per l'aviazione è sceso da rosso a giallo. Si è verificato un fenomeno diverso, più pericoloso, un cosiddetto flusso piroclastico. Era dal febbraio 2021 che sull'Etna non si registrava un'attività vulcanica così intensa. Che è stato generato da una sovrappressione del magma all'interno del condotto superficiale del cratere di Sud-Est, che ha spinto la parete del versante nord di questo cratere, l'ha fatta collassare, innescando un fenomeno cosiddetto di nube ardente. Il 14° parossismo rimarrà di sicuro nella memoria non solo dei catanesi, abituati ad alzare la testa e vedere il respiro del vulcano, ma anche in quella di milioni di persone, grazie ai video diventati virali.
Traffico in tilt sulla tangenziale di Catania oggi tra San Giovanni Galermo e Mister Bianco a causa di un incidente che ha coinvolto auto e una moto. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito, probabilmente la persona alla guida del mezzo a due ruote per il quale è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, 7 km in direzione Siracusa e 4 in direzione Messina. E adesso alla politica, Anthony Barbagallo, riconfermato segretario regionale del Partito Democratico, però non si placano le polemiche interne. Sentiamo. I dati dell'affluenza testimoniano un partito in salute. Così taglia corto Anthony Barbagallo, riconfermato alla guida del PD in Sicilia, commentando l'epilogo di un congresso regionale con tante polemiche nei confronti dello stesso segretario uscente riconfermato, rimasto unico candidato per la segreteria regionale dopo la rinuncia delle correnti che fanno capo a Bonaccini e Orfini. Un partito che esce rafforzato e con la consapevolezza che in questa terra il riscatto è possibile. Vicinissimo alla segretaria nazionale Elis Line, Barbagallo ha confermato che anche in Sicilia il PD lavorerà al cosiddetto campo largo, puntando all'alleanza con 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Il partito siciliano tradizionalmente vive i congressi con un po' di tensione di troppo. Il compito che io per primo ho, ma tutta l'area di maggioranza del partito, è quella di ricostruire, tendere la mano, alimentare il dibattito e il confronto negli organismi, ed è quello che faremo. L'obiettivo è che uniti siamo tutti più forti. Un bis per Barbagallo, che però non sembra possa nell'immediato placare lo scontro tra le correnti con lo spettro degli addii dietro l'angolo. Barbagallo ha perso il referendum che ha imposto su se stesso dilaniando il partito, dice Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del PD, sottolineando come solo il 45% degli aventi diritto lo abbia sostenuto. La verità è che la sua scellerata linea politica è stata clamorosamente bocciata nonostante fosse candidato unico e con regole scritte su misure. Adesso si fermi e non faccia altro male al PD, conclude Rubino. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per occuparci della giornata di ieri, una giornata di festa ma caratterizzata per la città di Catania da un vero e proprio boom di turisti. Seconda parte di Sicilia 24, ieri giornata di festa, l'ultima di un lunghissimo weekend, visto appunto la coincidenza con il 2 giugno, grande folla di turisti sotto il bel sole a Catania. Desiree Ferlito. Un lunedì che sa di domenica, il lungo ponte del 2 giugno è l'occasione perfetta per staccare dalla routine e godersi un assaggio d'estate per chi vuole approfittare del sole, ma anche un'occasione perfetta per godersi Catania e per lasciarsi sorprendere dalle sue bellezze tra cultura e sapori locali. Abbiamo appena mangiato una scorpacciata di paste incredibile. Where are you from? Germany. Do you like granita? Yeah, very good. We are from New York. Da dove venite? Dalla Svizzera. Do you like Sicilia? Siamo arrivati qui ieri sera e abbiamo trascorso un paio d'ore passeggiando per il centro. Per ora ci piace. In occasione della Festa della Repubblica tutti i musei e i parchi archeologici saranno accessibili gratuitamente. La città è piena di turisti. Catania diventa un gioiello del turismo in Sicilia. Trasferiamoci in Sicilia definitivamente perché è spettacolare davvero. Oggi musei aperti, ne avete approfittato? Oggi i musei aperti non ne abbiamo approfittato, ma sapevamo. Stavamo valutando qualcosa, adesso valutiamo e vediamo cosa visitare nel pomeriggio. La prima cosa che vediamo, siamo venuti a vedere, appena arrivati siamo venuti a vedere Sant'Agata. Che cosa avete in programma? Taormina e vediamo conforme la giornata cosa decidiamo. Complice la giornata estiva con temperature fino a 27 gradi, la via Etnea è divisa in due. Turisti e residenti preferiscono senza dubbio percorrerla all'ombra. Sembra un corteo perfetto. Il Duomo fa da sfondo a incorniciare una giornata che sembra inaugurare la stagione estiva. Io sono un catanese, diciamo, che manca da 30 anni. Guardiamo un po' di cose storiche. A Messina riapre la cripta del Duomo, una chiesa sotterranea alla cattedrale realizzata nell'XI secolo. Lavori della soprintendenza hanno messo in sicurezza l'accesso. L'ingresso sarà gratuito fino a settembre. Francesco Triolo. In centinaia in fila e con il naso all'insù per ammirare gli stucchi barocchi della chiesa sotterranea della cattedrale di Messina.
Torna nuovamente aperta al pubblico la cripta del Duomo dopo l'accurato restauro diretto dall'architetto Mirella Vinci. È il frutto di un lavoro di squadra tra arcidiocesi, comune, regione siciliana e soprintendenza per renderla finalmente accessibile in sicurezza. Un lavoro non facile né breve, avviato nel 2009 grazie al FAI che riaccese i riflettori sulla cripta con le giornate di primavera. Quindi il finanziamento della Regione, 500.000 euro per recuperare un reperto risalente a 1081, realizzato per volontà del re Normanno Ruggero II e che venne poi distrutto e ricostruito dopo i terremoti del 1783 e del 1908. Abbiamo tirato fuori, come dire, dalle scialbature novecentesche, ecco, abbiamo recuperato con questa pulitura anche brani di tutti i rifacimenti novecenteschi, quindi tutto un apparato pittorico che era stato voluto anche realizzato grazie anche con un progetto iconografico preciso della diocesi di Messina. Uno scrigno nascosto che adesso si inserisce nell'offerta turistica, religiosa e storico-culturale della città. E questo sito si collega con quello che già è lo splendore del nostro Duomo, dei nostri tesori, del campanile, quindi un polo attrattivo culturale ma soprattutto religioso. Visite consentite domani dalle 9.30 alle 16, dal 4 giugno fino a settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. In questa prima fase l'ingresso sarà gratuito. Un intervento eccezionale è stato eseguito all'ospedale San Vincenzo di Taormina su un 60enne affetto da tetralogia di Fallot, già sottoposta a numerevoli interventi di cardiochirurgia in scompenso cardiaco avanzato determinato da una grave cronica insufficienza della valvola polmonare. L'operazione è stata ovviamente portata avanti dal team composto da cardiologi pediatrici, cardiochirurghi, cardiologi clinici e interventisti appunto nell'ambito dell'adulto, radiologi e internisti, ed è stato deciso il posizionamento per via endoscopica di una protesi valvolare polmonare molto particolare. Ne riparleremo, adesso ci fermiamo per un'altra pausa, torniamo con il calcio. Siamo al calcio, il Palermo e Pippo Inzaghi, un matrimonio che sarà celebrato probabilmente questa settimana. Parti d'accordo su tutto. Marco Gullà. A meno di clamorosi ribaltoni o colpi di scena sarà Pippo Inzaghi il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico che ha chiuso la sua avventura a Pisa dopo la promozione in Serie A avrebbe già dato l'ok al trasferimento in rosanero. Le parti sono d'accordo su tutto, ma prima di lasciarlo andare il Pisa vorrebbe avere tra le mani un sostituto. In pole c'è Gilardino e Pirlo e poi anche Vanoli. Inzaghi sarà libero di sedere nella panchina del Palermo tra metà e fine settimana. Il tecnico ha già chiesto al club rosanero di non cedere calciatori come Brunori e Poyampalo. Il Palermo ripartirà da loro, dai loro gol. Inzaghi li vorrebbe al fianco e non come li utilizzava Dionisi, che a breve comunque rescinderà il contratto che lo lega al Palermo. Resterà invece come direttore sportivo Carlo Osti, che rinnoverà il suo contratto con il club di Viale del Fante a breve. Work in progress, la sede del ritiro probabilmente sarà in Valle d'Aosta. Poi sarà tempo di mercato e di trattative per irrobustire la rosa. Il Catania Beach Soccer vince la Supercoppa italiana ad Alghero nel derby con la We Beach. La squadra del presidente Bosco era andata sotto 2-0 ma ha rimontato. La gara è rimasta in equilibrio fino al terzo tempo, quando i campioni d'Italia hanno allungato fino al definitivo 6-3 per il club. Si è trattato della 33esima finale della sua storia, in cui ha conquistato l'8ª Supercoppa, il 17° trofeo che va nella ricchissima bacheca del club rossazzurro, il più titolato d'Italia. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che il telegiornale tornerà nella prossima edizione alle 14, vi lascio adesso alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata da Marco Cardi, a tutti una buona giornata.